Alessandro Scarpa Armatta, consigliere comunale per il comune appunto di Venezia. Venezia che ospita oggi la chiusura di questi Stati Generali della Pesca del Veneto. Un commento su appunto questo 4 giorni dedicato al comparto pescicolo. Sì, innanzitutto un benvenuto a tutti in questo meraviglioso contesto appunto che è la chiesa di San Giovanni Evangelista di Venezia, oltre che portare i saluti dell'amministrazione comunale e del nostro sindaco di Venezia. Volevo appunto ringraziare di cuore la Regione del Veneto per aver organizzato questi stati generali della pesca molto importanti che si sono svolti a Caorle, a Portotolle, a Chioggia e a Venezia. Questo è molto importante per i pescatori, per la loro attività, perché sotto di questo lavoro appunto ci sono famiglie, c'è tanta gente che ha bisogno appunto di andare avanti per il lavoro. In questi ultimi anni purtroppo con il fermo pesca, poi con la guerra in Ucraina, adesso addirittura anche con il calo gasolio, veramente hanno ricevuto una mazzata impressionante. Bisogna per forza intervenire subito, da adesso, già da domani mattina, per aiutare questo comparto della pesca. Questo ci sta molto a cuore. Io tra l'altro, oltre che essere il delegato del sindaco di Venezia alla pesca, sono anche figlio di una generazione di pescatori e ne sono orgoglioso. Quindi volevo ringraziare tutti quanti gli organizzatori per questo magnifico convegno che sicuramente porterà a dei frutti. Un'ultima battuta da esperto appunto in materia: quando si fanno i regolamenti, in questo caso dalla comunità europea, bisogna sempre cercare di dialogare, di confrontarsi con le categorie, con i pescatori del posto, perché le leggi che vengono fatte in Europa non possono andare bene per l'isola di Burano o per l'isola di Pelestrina. Bisogna dialogare, poi non è che tutto quello che diciamo noi deve essere fatto, però dialogare perché la specificità, le misure, le regole sono diverse dall'Europa alla Laguna di Venezia, ma come lo stesso in Laguna di Venezia, in Comune di Venezia, ci sono due tipi di pesca diverse: la pesca di laguna appunto, con dei bassi fondali, con una specificità che è diversa dalla pesca di mare. Quindi allo stesso comune abbiamo modi di pescare diversi, quindi questo è molto importante: dialogare, confrontarsi, fare dei tavoli di lavoro, oltre che i convegni che vanno benissimo, complimenti a tutti, ma dei tavoli di lavoro per trovare le giuste soluzioni, perché sotto ci sono famiglie che lavorano e persone che hanno bisogno di portare avanti appunto la famiglia. Un grazie di cuore a tutti per questo meraviglioso convegno e auguro un buon lavoro.